Fleximan 2 La vendetta. In Friuli dopo il caso di Bertiolo, l'implacabile abbattitore di autovelox, che sia un singolo o un gruppetto organizzato, è tornato a far parlare di sé a Codroipo. Un lavoro veloce, fatto di notte, anche se non portato a termine visto il palo abbattuto ma non i cavi delle videocamere recisi. Proprio dalle videocamere si prova a risalire all'identità del o dei malviventi che hanno agito tra la domenica 9 e lunedì 10 febbraio. Come ci ha confermato il sindaco Guido Nardini, al momento sotto questo punto di vista non ci sono novità, con i carabinieri che continuano le loro indagini raccogliendo video anche delle attività vicine al punto in cui è avvenuto il fatto, anche se la visibilità scarsa e la definizione delle immagini non altissima di certo non aiutano. Intanto si è attivata la macchina organizzativa per il ripristino del Velox. Nella mattinata di mercoledì 12 febbraio è arrivata all'amministrazione comunale di Codroipo la PEC da parte dell'azienda che tempestivamente interverrà per rialzare l'autovelox. Ora bisogna predisporre un mini progetto che verrà poi presentato a FVG Strade. L'orizzonte temporale non è brevissimo, ma il fatto che siano già partite le pratiche fa ben sperare. Come preannunciato sempre dal sindaco Nardini, in giunta comunale si è affrontato il discorso in relazione al nuovo codice della strada, con la battaglia dello stesso comune a sensibilizzare sull'argomento. Non mi scandalizza che ci sia nella cittadinanza chi approva il gesto fatto, anche se si tratta di reato, ma resto amareggiato della mancata comprensione della gravità dello stesso. Sì, perché su quella strada il rispetto della velocità è fondamentale, visti anche i recenti 2 incidenti mortali che ci sono stati. E a chi parla di multe per incassare, Nardini rammenta che il netto dell'incasso da multa per un'amministrazione comunale è del 30%. E infine parlano i numeri eloquenti. Le multe sono state circa 4.500 nel 2023, 700 per mezzi pesanti e 3.800 per le vetture, e 4.100 nel 2024, 1.000 per i mezzi pesanti e 3.100 per le vetture. Una diminuzione netta di 400 sanzioni, con delta negativo per le vetture di 700 unità. Numeri bassi se si considera che il flusso medio annuo di veicoli è di 2.700.000 l'anno e che non giustificano, ma non lo avrebbero fatto nemmeno in caso contrario, un reato di cui continua la caccia ai responsabili per una giusta punizione.